Al via oggi presso l'Istituto Sciascia di Agrigento gli incontri indetti dal Centro per l'Impiego congiuntamente con gli uffici periferici della provincia con gli studenti per spiegare le possibilità che avranno al termine del loro ciclo di studi di inserirsi nel mondo del lavoro attraverso dei percorsi finalizzati come il tirocinio e l'apprendistato. Oggi parliamo di tirocini e di apprendistato, due forme di politiche attive del lavoro che il Dipartimento regionale del lavoro ha messo in atto per portare alla società e quindi alla formazione, alle scuole, al mondo produttivo, alle associazioni datoriali, quelli che sono gli strumenti per l'introduzione nel mondo del lavoro. Stiamo iniziando con le scuole, che chiaramente sono la parte iniziale di questo percorso, e con tutte le scuole della provincia di Agrigento stiamo mettendo su una serie di incontri al fine di portare a conoscenza del mondo della formazione, di quali sono gli strumenti, dicevo, per l'introduzione nel mondo del lavoro. Siamo partiti dall'Istituto Sciascia che ci ha dato questa opportunità. La scuola ha messo a disposizione tutto ciò che ha potuto e per questo li ringrazio, e abbiamo portato a conoscenza dei ragazzi questi strumenti. Il feedback è stato, abbastanza positivo, perché i ragazzi stanno rispondendo bene, sono incuriositi da queste comunicazioni. Sono delle attività che porteremo avanti nei mesi di novembre e dicembre di quest'anno, ma che ripeteremo l'anno prossimo con una serie di attività, come dicevo prima, con il mondo del lavoro, con le associazioni produttive, con i consulenti del lavoro, che vogliamo fare squadra per fare questo collegamento amministrazione, formazione, mondo del lavoro. E dimenticavo anche ANPAL Servizi, ANPAL che è la società del Ministero del Lavoro che si occupa delle politiche attive. Grazie. Oggi siamo qua per condividere con i nostri alunni e con i funzionari del Centro per l'Impiego di Agrigento questa grande esperienza, soprattutto per i nostri alunni che si attingono ad entrare nel mercato del lavoro. I nostri funzionari spiegheranno loro due aspetti importanti: l'aspetto dei tirocini formativi e del contratto di apprendistato, due forme di inserimento del mercato del lavoro che vengono rivolte principalmente ai giovani, dando delle diverse opportunità di inserimento all'interno del mercato del lavoro. L'intera istituzione scolastica è felice di condividere questa esperienza, anche perché mette in evidenza quali sono i veri legami esistenti tra l'istituzione scolastica e il mercato del lavoro. Ci troviamo qui oggi a Leonardo Sciascia proprio per presentare, ed è il mio compito, quello che è uno strumento, una politica attiva del lavoro, che è il tirocinio formativo. Il tirocinio rappresenta, e lo abbiamo presentato così agli studenti dello Sciascia, un'occasione per fare da ponte tra la scuola, quindi uno strumento di transizione importante tra la scuola e il lavoro. Permette agli studenti di acquisire competenze e di certificarle, competenze da un punto di vista tecnico-professionale, da un punto di vista anche personale, permette di acquisire quella sicurezza, quell'autonomia e quella capacità che ad oggi è necessaria nel mondo del lavoro per muoversi all'interno di contesti lavorativi. Permette di sviluppare la capacità di lavorare all'interno di un contesto in team. Ricordiamo sempre agli studenti che il tirocinio è un percorso di formazione, non è un lavoro, quindi tendiamo a fare la differenza tra quello che è il tirocinio e quello che è il contratto di apprendistato. L'obiettivo è quello di trasferire delle conoscenze che poi si presume dovranno consolidarsi e diventare competenze, per permettere a questi ragazzi di diventare sempre più consapevoli e autonomi nel mondo del lavoro. Oggi siamo qua in questo istituto, è un istituto tecnico, economico e tecnologico, per trasmettere delle nozioni inerenti il mondo del lavoro. Nello specifico io presenterò il contratto di apprendistato quale misura di politica attiva del lavoro. Una particolarità del contratto di apprendistato è quella che appunto quest'ultimo è un contratto subordinato a tempo indeterminato
per cui fa acquisire a tutti i lavoratori, a tutti gli apprendisti, i diritti di un vero e proprio lavoratore, a differenza di un tirocinio. Per cui è giusto motivare questi ragazzi, questi studenti a intraprendere un percorso che permette loro di inserirsi nel mondo lavorativo, però è giusto pure far notare le differenze tra tirocinio e apprendistato. Il contratto di apprendistato è una misura molto più vantaggiosa. La finalità ultima è quella appunto della formazione e dell'occupazione. Il contratto tende a rappresenta il cuore pulsante del nuovo sistema delle politiche attive del lavoro che pone la sua attenzione sulla formazione continua con il fine ultimo di accrescere l'economia, garantire l'innovazione e promuovere la risorsa umana che deve cercare di inserirsi nel mercato del lavoro con determinazione e preparazione. Tengo a sottolineare che gli attori regionali hanno fatto leva anche sull'apprendistato stagionale, nel senso che hanno appunto evidenziato che il tessuto economico e produttivo della nostra amata Sicilia è caratterizzato da alcuni settori, quali il settore dell'agricoltura, i servizi enogastronomici e i servizi turistici alberghieri, per cui valorizzare e far leva sulla stagionalità in apprendistato è importante, in Sicilia si può. Come valuti questa iniziativa? Molto fruttuosa per il nostro futuro, perché non abbiamo mai intrapreso un'esperienza del genere che ci fa conoscere le nostre opportunità una volta usciti da questo istituto.